1824. A Turin adorve le porte il Museo Egizio e a ventost naturale una domanda. Come arriva in Piemonte tanta magnificenza? Come è che la capitale sabauda arriva a guarnere d'antichità egizie che ancora anch'oi sono le più avusate e importanti del mondo? La storia è bella, a fa piasi contela e è molto ben lunga, che podrio contela una bella finunghera d'anvud, perché appia la sbruvetta dal 60, attraversa tutto il 700, con i primi viaggiatori che dal Piemonte sono andiase verso l'Egitto, descurvendo una terra piena di misteri e di meraviglie. Ma la conta più charmanta a San Andian l'Occent, quando arriva in Belesì, più 2000 œuvre, statue monumentali, bronze, papir, bergamine, stele, tombe, vase, monete, scassamalheur, portbonheur, un tesoro mai visto, vursù da un re antivist, Carlo Felice, appassionato d'arte e cultura, ingaggiato a rinnovare il prestigio e la potenza della dinastia e sua capitale, Turin. Ma chi caleca la via buttare insieme una collezione parei in Egitto? Il merito è un'altra piemontese, Bernardino Drovetti Barbania. La sasse è anziché dagli idee di l'uomo che arrivava da di Alpi, del 1796 si ingaggia nelle file dell'esercito francese a presso Napoleone, alle Svizzere, l'Est e a fare presa carriera. Alle parei che lo trovavamo in Egitto come consul generale di Francia. Siccome alla conoscenza e coscienza dell'interesse che sempre più ha sfastrato in Europa per le antichità egizie, Drovetti anarchò un baron, tutte di gran qualità. Merci a Arser che scavo ben adressato, sicuro che saranno molto ben stimati in Europa. La storia del come e perché la collezione è diventata patrimonio turinese è malfeda con te. Drovetti ha preso in considerazione l'interesse della Francia, dell'Inghilterra, del Regno di Baviera e della Russia. Ma la insegna ante il cuore che tutta sta ricchezza, che la tribulana un po' che butta insieme, ha possa trovare qua, in sua terra di Piemonte. Del 1123, dopo tanti negozi, Drovetti ai la fa. Re Carlo Felice assuzigna il contratto e tutta la collezione ai ven armessa per 400.000 lire sabaude. Il viaggio dall'Egitto è un'avventura da romanzo in feuilleton. All'inverno del 1123, le œuvre via mare a fan vela su Genova. Da lì, attraverso le montagne, per arrivare alla fine a Turin, sud cher tirata da disegni, cavalli e bœuf. L'Egitto antico parei a San Reis, la capitale di Savoia, e i faraoni a trovo qua, ante il palazzo barocco, che già alloggiava la Reale Accademia delle Scienze e che ancora anch'oggi è la sede del Museo Egizio. Ai primi novembre del 1924 il Museo Egizio adorbe sue porte al pubblico. Studiosi, cittadini, nobili, borghesi, curiosi, forestieri, gente di tutte le età che dan l'ora, come in cui, a Serno, Turin, arciamata sua eleganza d'antan e dalla mascaria dell'antico Egitto.